L'emozione più bella e certosa è chiaramente quella di aver vinto il campionato indubbiamente domenica scorsa. Ci sono anche le 2 finali playoff. Devo dirti che anche quelle grandi emozioni, grandi duelli e comunque 3 campionati vissuti sempre da protagonisti, sempre alla grande, e poi tanti ragazzi, mi sono legato a tanti ragazzi che sono passati lì, quindi sicuramente un bel gruppo che si è creato in questi 3 anni qua, ecco. Come ho detto ai ragazzi domenica scorsa, gli ho detto che era il nostro momento, era il momento di scrivere la storia per il Certosa e anche per loro personalmente, per me, di andare in campo, dare tutto e di vincere e di fare quello che sanno fare, che hanno fatto per tutto il campionato. Eh sì, la separazione del Certosa, sì, dopo 3 anni, dopo sinceramente dopo aver dato tanto, forse ho bisogno anche un attimo di ricaricare le pile, di trovare nuove situazioni, eccetera. E ti dico, non lo so dove ripartirò, ci sono tante telefonate, devo essere sincero, sono molto contento perché mi lusinga, mi hanno chiamato anche squadra di categorie superiori, quindi ovvio che devo valutare tutto, valutare anche il mio tempo lavorativo, di prendere un impegno più grande di quello che posso e devo votare un po'. Sicuramente questa settimana fermerò un attimo le bocce, si dice così, e farò un po' una sommatoria di tutto, vedrò cosa scegliere giusto per me, qual è il progetto giusto per me, qual è la società che per me mi garantisce di lavorare in serenità, tranquillità e poter raggiungere sicuramente risultati. Spero di raggiungere gli stessi risultati che ho raggiunto a Certosa, ecco.